Siamo tornati in studio, diamo spazio al nostro speciale elezioni, presentiamo delle liste e questa mattina qui con noi c'è Gianni Pozzani della lista pensionati. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, pensionati per il Veneto. Pensionati per il Veneto, Sì. Lei è candidato a? Candidato a capolista al Senato, scheda gialla. Pensionati per il Veneto, però non si presenta da solo. Sì, ci presentiamo nella coalizione di centrodestra. Coalizione di centrodestra che, se non sbaglio, non si sa ancora chi sia il candidato premier, perché No. Berlusconi presidente Presidente e forse ministro, dell'economia, e forse ministro dell'economia, però non si sa. Insomma, a 15 giorni dal voto ancora non si sa chi possa essere. Beh, c'è da dire che nei governi democristiani era veramente scelto dal cappello, dal cilindro all'ultimo momento, e magari usciva Spadolini con l'1,2%. Senta, pensionati per il Veneto, Sì. lei mi ha portato un volantino, cancelliamo il decreto Monti, rivogliamo la pensione con le vecchie regole. Quali sono appunto i punti del programma che volete che il nuovo governo realizzi? Allora, i punti del programma, a parte questo che è quello più importante, perché è anche quello che è più sentito, perché noi abbiamo un rapporto, io poi sono anche amministratore di un comune della Valpolicella e ho un rapporto diretto con i miei cittadini. Ecco, quando si va al bar che si parla di questo, specialmente del decreto Monti, Fornero, è uno dei decreti più importanti, più criticati però dai cittadini, perché già prima avevano delle difficoltà, c'era questa incertezza della pensione. Adesso questa qui porta la pensione a una data tale che forse uno dice, ma forse dovrò pagare fino alla pensione, che magari poi ho buttato via i soldi per niente perché sono steso. Ma la riforma delle pensioni comunque andava fatta. Come andava fatta? Perché lei giustamente parla da rappresentante dei pensionati, però magari d'altro canto i giovani potrebbero dire, beh, noi la pensione neanche chissà se l'avremo mai, anzi non, viviamo senza neanche mettere via i contributi, oppure li diamo per la pensione dei nostri padri, che ci permettono magari anche di vivere poi con le pensioni, perché le pensioni in questo momento sono diventate anche un ammortizzatore sociale familiare. Ma è proprio vero, non io solo, ma molti dei miei compaesani pensionati stanno mantenendo non solo la famiglia dove abitano, non proprio mantenendo, ma sostenendo, contribuiscono sì, sì, anche al nipote e la mancia della domenica, perché sappiamo e abbiamo visto che abbiamo i nipoti di 30 anni che magari nel giro di qualche anno stanno scappando fuori da una età che poi sarà difficile anche rientrare nel mondo del lavoro. Ma questo perché sono chiusi, come dice il ministro Fornero, no, o proprio perché non ci sono opportunità? Guardi, sono bravi ragazzi, appunto. Io mi sono laureato a 64 anni, mi sono laureato, sono un archeologo e dopo aver lavorato 42 anni mi mancava, diciamo, la mia laurea e ho fatto quello che mi piaceva, e mi piaceva la storia di Roma e della Grecia, e mi sono laureato in archeologia. Questi giovani che ho conosciuto in maniera diretta per 4 anni sono di una bellezza, sono straordinari. Non tutti naturalmente, perché abbiamo anche tanti polli in batteria, io li ho definiti così perché adesso... ci sono sempre stati. Ma ci sono sempre in qualsiasi, stati. Non solo all'università, io vedevo dei ragazzi che esprimevano delle relazioni dove anch'io dovevo farlo, no? Però io vedevo delle ragazzine di 18-20 anni che erano già professoresse, dico, questo è il mio futuro. Mi aveva commosso, diciamo, la loro bravura e il fatto... Una bravura che però si disperde poi. Che poi purtroppo si disperde, anzi direi che ho visto anche un'intervista fatta a giovani che vanno fuori dall'Italia. C'è molto il mito dell'Australia adesso. Io ho un mio cugino che mi ha detto, Gianni, cosa faccio qui? Architetto, bravissimo. Ho detto, vai in Australia, ma questo 10 anni fa. Ha già comprato l'appartamento qui a Verona. Perché? Come investimento. Ecco, lui si è fatto un futuro in Australia e credo che difficilmente ritornerà in Italia, perché lì adesso sta pensando di
di progettare grattacieli o proprio sicuramente, cioè, quando si fa una casa si diventa però ricchi. Credo che anche voi vogliate che l'Italia diventi l'Australia, no? Per i pensionati e per i nipoti. Quali altri punti, visto che siete in coalizione col centrodestra, volete sottolineare? Quindi riportare la pensione con le vecchie regole. Con le vecchie regole. Quindi come? Perché però abbiamo sempre detto che bisognava fare una riforma delle pensioni. Ma la riforma delle pensioni non possiamo mica farla solo sul fatto dell'età, in effetti anche quello è un discorso, ma dovrebbe essere fatta anche nella rivalutazione, per esempio, delle pensioni che prima della lira erano abbastanza accettabili. Io personalmente ho scritto quello che prendo. 500 euro al mese 500 euro al mese, poi oggi come oggi, allora a 250 euro lei capisce benissimo che non è possibile. La rivalutazione delle pensioni che dovrebbe esserci adesso stanno rosicchiando anche lì perché non ci stanno riconoscendo l'Istat. Pensate a un tetto minimo di quanto? Beh, almeno di 1.000 euro. Un tetto è proprio... Però come si trovano questi 1.000 euro se già si fa fatica a trovare 500? Ma riducendo le pensioni d'oro? Lei me ne ha detto una. Che no, altri progetti perché io la incalzo perché purtroppo ancora 4 minuti. Mi ha fatto arrabbiare questa cosa qui, che l'ho visto un decreto proprio di questi giorni, 303.000 euro massimo deve essere la pensione dei dirigenti dello Stato, però a loro è stato riconosciuto il 3,1% di aumento annuo, non so se lo sa. No. Ecco, glielo dico io, però è una notizia proprio perché certa. L'inflazione incide, no? Ecco, esatto, 10.000 euro in più, 3 per 3, 9, si fa presto in un anno. Mentre io che ho 1.400 euro più 300 di un'altra piccola pensione dell'Enasarco, meno il 2,5%. Perché sennò sciala. Ecco, esattamente, in 10 anni sarà il 25% di meno. E lei sostiene il nipote, magari chi ha 303.000 euro, i nipoti li ha già sistemati e non vogliamo dire altro. No, noi pensionati siamo più arrabbiati di Grillo. Sotto questo aspetto qui... Ma anche... Grillo è davvero arrabbiato? Ma io credo di sì, insomma, lo dimostra che è veramente arrabbiato. Però anche Secondo voi sarà la rivelazione di queste elezioni? Ma guardi, io ho lavorato, ho visto l'Italia trasformarsi e i miei esempi di oggi sono ancora i miei amici veneti, artigiani che hanno fatto questo Veneto qui, che hanno lavorato con le loro mani. Oggi abbiamo un'economia che si fa sui pezzi di carta e questo è il grave, un'economia che non è più controllabile. Ma voi fate parte anche della coalizione dove c'è la Lega Nord, no? Sì. La Lega Nord aveva 20 anni fa avuto la stessa dirompenza del Movimento 5 Stelle, che poi non è Grillo, è il Movimento 5 Stelle. La Lega però forse un po' ha deluso, vi ha deluso oppure no? Beh, la Lega forse, come ho sempre detto io, ha... Come pensionati anche. Come pensionati, abbiamo detto, hanno dei buoni generali, hanno avuto purtroppo molta truppa, diciamo, non hanno avuto forse quella capacità dirompente delle loro menti che hanno fatto questo movimento. E temo che sia questo anche per Grillo, perché se tagliamo la testa a Grillo sono convinto che sarà difficile che... Torniamo a parlare degli obiettivi del Partito dei Pensionati. Allora, insomma. guardi, io me ne sono segnati qui 5. Bene, così allora, io ho detto, intanto ne abbiamo parlato, no, per quanto riguarda la difesa della pensione, basta detrazione Istat, per esempio. Poi aumento delle pensioni, quelli proprio al minimo. Difesa della sanità pubblica. Il ticket che noi paghiamo è esagerato, perché se andiamo a far pagare il ticket a quelli che hanno già 500 euro al mese, cosa facciamo? Io ho le mie vecchiette... Poi sono pensionati e hanno più bisogno di cure sì, di un giorno. Ho le mie vecchiette, ma le dirò di più. Io, come le ho detto prima, ho avuto un intervento abbastanza importante e ho dovuto andare dal professore della cardiologia del mio paese, il quale mi ha messo di fronte a una situazione veramente terribile. Adesso, andando avanti, la nostra sanità avrà un tot per paziente e lui mi dice, mi ha fatto degli esempi. Quando tu hai finito il tuo bonus, esatto, devi pagare. Allora lui sa cosa mi ha detto? Io lo mando a casa prima perché sennò gli devo far pagare. Sì, ma però allora, poi scusa, lo direttamente da casa magari si rischia di andare in un altro posto dove magari... No, non c'è nessuno che ti accudisce. Sì, se ti va bene, se ti non va ti bene. trovi No, ma spero che tu direttamente abbia al Camposanto. almeno una casa, perché almeno qualcosa puoi fare. Sa che abbiamo... Lei sorride, ma è un sorriso molto amaro. Sa però cosa ho pensato io? Adesso io farò una sezione Amici del Cuore, perché
c'è all'interno di questa l'opportunità di fare prevenzione, che è importante, e anche la riabilitazione al di fuori delle strutture. Diventa un supporto privato, diventa una solidarietà un privata. supporto che i pensionati poi mi daranno una mano, io ne ho parlato, sono disposti anche a lavorare, a dare ancora il loro contributo. Non è le istituzioni che dovrebbero non risolvere. È l'istituzione che che aveva l'obbligo di fare questo, ha capito? Altri punti, perché siamo in chiusura, proprio a 20 secondi. Poi la creazione posti di lavoro per i giovani, naturalmente, perché questo fa parte. Sì, perché se i nonni devono mantenere i nipoti, non possono andarsi la sanità. Anche egoisticamente, voglio dire, ha capito? O i nipoti diventano medici e curano i nonni, e diventa aumentare la sicurezza ancora dentro e fuori casa. Sì, beh, è vero. Questa, perché inoltre il discorso che vorremmo proporre, una piccola assicurazione per i nostri pensionati a casa, che vivono da soli, perché hanno delle grosse difficoltà. Solo 15 secondi, poi mi dicono che per par condicio do più spazio ai pensionati. Altri punti? Vabbè, altri punti, poi aiuto nei tantissimi pensionati impegnati nella società civile, perché quanti sono, e magari abbiamo la finanza che viene a fare le pulci anche a delle associazioni che insomma non sono mica lì per guadagnare, sono lì. Altri fatti? Altri, posso darle sì, ho pochissimo tempo a disposizione. Allora, l'enciclica di Paolo, di Benedetto XVI. Sana competizione fra le imprese è un luogo di realizzazione della persona. Ovvio che senza la prospettiva del bene comune l'economia perde la sua direzione. I nostri artigiani hanno sempre lavorato con la passione per realizzare prodotti che davano soddisfazione. Insomma, valorizzare la meritocrazia e la solidarietà. Esatto, e poi i veneti non hanno bisogno neanche di grandissimi insegnamenti. L'hanno dimostrato che sono bravi, però gli stiamo portando via anche quello che hanno costruito loro. Bisogna non togliere la voglia di essere bravi. Bisogna non togliere, purtroppo gliela stanno togliendo la voglia di essere bravi. Ma in politica e politici lei ha anche questa opportunità. Ecco, io avrò questa opportunità di essere e di lasciare la voglia ai giovani e a quelli della sua età. Voglia. Ringrazio Gianni Pozzani del Partito dei Pensionati del Veneto, candidato abbiamo detto al Senato in tutto il Veneto. In tutto il Veneto. Scheda gialla. Torniamo subito dopo con un'altra lista, un altro candidato, tra pochissimo. Grazie.